stiamo facendo è legittimo, perché noi, attenzione, noi stiamo difendendo ciò che ci appartiene, i nostri diritti. Cosa illegittima è quello che non abbiamo fatto fino ad oggi, perché dovevamo farlo prima, molto prima dovevamo farlo, non dovevamo arrivare a questa condizione, è lì che abbiamo commesso un reato. Però gli errori servono per imparare. L'umiltà, secondo me, ti rende forte, non ti rende debole. Una persona umile, le persone umili, secondo me, sono le persone più forti. Io ho parlato con molti di voi, ho avuto tanti scambi in tutto il paese, ho notato questa nostra forza, molta rabbia, perché molta gente si è sentita delusa, a cacchio, potevamo arrivarci, non si capiva più niente, non c'erano direttive, vero, è la pura sacrosanta verità. C'è stato il caos, un caos che non poteva più essere, diciamo, ricomposto durante l'operazione. Bisognava assolutamente essere più bravi prima, perciò adesso stiamo facendo quello che stiamo facendo. Ma non si fanno iniziative solamente perché si ha ragione. Quindi, perché noi possiamo avere una forte possibilità di questo risultato, perché abbiamo scritto, attenzione, questa volta non si scenderà dicendo poi vedremo, si scenderà prima con ciò che faremo. Quindi verranno allartate tutte le istituzioni con ciò che verrà fatto, quindi non tratteremo, se ne devono andare in un tribunale popolare scritto, non lo diciamo, è scritto lì, devono essere condannati. Loro ci hanno condannato senza processo, ci hanno distrutto, ci hanno assassinato, noi siamo civili, li condanneremo con tutti i diritti che sono sanciti nella Costituzione o nel diritto, nella legge di diritto, noi li condanneremo, ma li condanneremo nel preciso momento che iniziamo. Nessuno abbandonerà il paese, questi signori resteranno qua con beni e tutto quanto.